La galleria di Porto Flavia fu realizzata nel 1924 scavando la montagna per circa 600 metri e all'epoca rappresentò una svolta fondamentale per il polo estrattivo del Sulcis Iglesiente. Tutto inizia qui, dal 1924. Mentre i nazisti facevano la loro prima comparsa alle elezioni federali tedesche e l'Italia era scossa dal delitto Matteotti, e mentre il cinema rideva con Stanlio, inseparabile compagno di Ollio, e il teatro piangeva la scomparsa di Eleonora Duse, le cronache dei primi del Novecento in Sardegna ci rimandano le immagini di Masua, di Porto Flavia, di una galleria scavata nella montagna, di un'opera avveniristica ardita che rivoluzionò il sistema di imbarco dei minerali estratti dalle miniere della zona. Due gallerie sovrapposte intervallate da 9 silos capaci di contenere anche 10.000 tonnellate di minerale. La superiore, a 37 metri sul livello del mare, dove il minerale arrivava portato da un trenino elettrico, veniva utilizzata per caricare i silos, mentre l'inferiore era dotata di un nastro trasportatore che imbarcava il minerale direttamente nella stiva dei piroscafi, utilizzando un braccio mobile, proteggendo così i materiali dalle intemperie del maestrale che soffia impetuoso sul pan di zucchero. Stupendo faraglione che si erge dal mare, assurto a simbolo della bellezza incontaminata della costa dell'Iglesiente. Il lavoro era molto disagiato, poi a casa non si veniva, si dormiva lì, anche se il piroscafo rimaneva 15 giorni e noi giorno e notte eravamo fermi lì dentro. C'era la cucina aziendale e ci portavano da mangiare di questa cucina, pagandola senz'altro. Ci davano dei buoni, un certo prezzo aveva la minestra, un altro prezzo la pasta asciutta, il secondo carne, pesce, eccetera. Eravamo 2, 4, 6, 8, eravamo una ventina in tutti, perché si scendeva in 2 silos, 2 in un silos, 2 in un altro silos. Per realizzarla, come da progetto dell'ingegnere Cesare Vecelli, che gli diede il nome della primogenita, furono necessari 2 anni, 24 mesi di duro lavoro, giorno e notte e giorno, con l'oscurità accesa dalla sola esplosione dei candelotti di dinamite. Una svolta per il polo estrattivo del Sulcis, ma un girone dell'inferno per chi ci ha lavorato. Era un lavoro disagiato, la polvere che c'era, poi un lavoro anche pericoloso, perché scendeva quello di centro, andava via il materiale che eravamo al piede e si rimaneva appesi come un uccellino al laccio. E così la vita mineraria non era che fosse, dico ancora, era come la guerra, uguale. Morti e feriti c'erano in guerra e morti e feriti venivano nelle attività minerarie. Perché a volte la dirigenza aziendale pretendeva più di quello che si poteva fare e allora non guardavano la sicurezza per la messa in sicurezza, il tetto della miniera, e allora venivano le disgrazie. Vederla oggi la galleria, percorrerla, ammirarla in tutta la sua costruzione fa meno paura, ma non certo meno impressione. Dopo la cessazione dell'attività nel 1968, l'Igea, società in house della regione, ha fatto di Porto Flavia, a partire dal 2002, un positivo esempio di riqualificazione in chiave turistica, con guide esperte che ogni anno accolgono almeno 20.000 visitatori, attratti dalla bellezza dei luoghi e da quegli uomini che hanno contribuito a farne la storia con sacrifici enormi e vite difficili.